Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ci sono notizie che cambiano drasticamente, proprio di senso, a seconda del punto di vista da cui le si osserva. E questo che vi sto per citare è proprio un caso di scuola di questo, come vogliamo chiamarlo, relativismo del punto di vista, prospettivismo del punto di vista. Fatto sta che la notizia è la seguente: sta arrivando in Medio Oriente una seconda portaerei americana, non come si diceva nelle cronache la portaerei Bush, bensì la più potente avanzata portaerei in dotazione alla Marina Militare Americana, la portaerei Gerald Ford, che appartiene alla nuova classe di super portaerei a propulsione nucleare, è dotata appunto di un reattore nucleare A-18 di nuova generazione, porta in fondo la tecnologia stealth per renderla sostanzialmente invisibile anche al radar, ha una fortissima presenza di apparecchiature avanzate per l'automazione della nave, insomma un gioiello di quella che è di gran lunga la marina militare più potente del mondo, che era quello che era al largo delle coste del Venezuela, per capirci, quando in mezz'ora Trump ha deciso che andava rimosso Maduro, catapultandogli la Delta Force in camera da letto. Ecco, a garantire e a rendere credibile e inattaccabile l'operazione americana c'era la portaerei Ford, che adesso sta per unirsi al vastissimo schieramento navale che c'è in Medio Oriente. La portaerei Lincoln e altre nove navi da guerra americane. Beh, visto dal nostro punto di vista è una rotta sulla mappa geografica, al massimo una notizia di geopolitica, no? Infatti oggi giustamente tutti i siti la raccontano dicendo aumenta la massima pressione americana sull'Iran. Ma cosa vuol dire la massima pressione americana, poi non sull'Iran, sull'orrendo regime totalitario degli ayatollah che sequestra l'Iran da decenni? Vista dal punto di vista degli iraniani cambia un po' la prospettiva. Vista dal punto di vista dei dissidenti massacrati, delle famiglie, delle migliaia e migliaia, è emerso poi decine di migliaia di persone, ragazzi scesi in piazza orrendamente mitragliati nelle settimane scorse, famiglie che andavano alla ricerca del loro cadavere in mezzo a mucchi di cadaveri, famiglie che vedevano i propri feriti finiti, giustiziati dai pasdaran che andavano a caccia dei feriti negli ospedali, dal punto di vista delle donne iraniane, le coraggiosissime donne iraniane che bruciavano l'effigie di Khamenei, condannate al velo, massacrate di botte e uccise se non mettono il velo, dal punto di vista degli omosessuali impiccati pubblicamente in Iran nel silenzio degli intellò LGBT di casa nostra, dal punto di vista di qualunque studente, commerciante, civile iraniano che sogna un futuro degno per sé e per il proprio paese. Questa notizia non è solo una nota di geopolitica, rappresenta una speranza, perché quella massima pressione è evidente che dal punto di vista di Trump e la mossa della portaerei segue immediatamente l'incontro con Netanyahu, sostanzialmente vuole porre gli ayatollah di fronte a un out-out, cioè o si va a un accordo vero, su un arresto vero dei test missilistici per cancellare lo stato degli ebrei, del riavanzamento del programma nucleare dopo che Trump gliel'ha riportato indietro di parecchi anni col bombardamento dei siti, ma gli ayatollah hanno ripreso il giorno dopo a svilupparlo, con la fine vera dei massacri indiscriminati da parte del regime, oppure c'è uno schieramento che in Medio Oriente non si è visto in altre precedenti operazioni americane che già furono performanti, diciamo. E quindi è una ottima notizia per tutti gli uomini liberi che si vada verso questo out-out. Qui a Radio Libertà l'abbiamo sempre detto, noi speriamo che il 2026 sia l'ultimo anno in cui la civiltà persiana è sequestrata da questa banda di tagliagole coranici. In ogni caso provate a vedere la portaerei Ford, la più potente nave militare da guerra del mondo, dal punto di vista
di quegli iraniani che sono scesi nelle strade, che hanno visto i propri amici morire, che magari oggi sono nascosti per sfuggire anche loro alla mano assassina del regime e che sognano un futuro non di mera sopravvivenza biologica, di vita umana degna. E capite che da quel punto di vista la portaerei Ford che si aggiunge in Medio Oriente allo schieramento americano è una grandissima notizia. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché tra pochissimo c'è la nostra intervista settimanale. Vi aspetto.